Eccoci qua. Questo è il centro di Saravnena, il centro psichiatrico che ho spiegato prima. Io vorrei ringraziare voi qui in Italia, soprattutto nella parrocchia che avete mandato delle offerte per noi, per le genti povere che sono ricoverate qui. Vorrei ringraziarvi per questi soldi che voi ci ha mandato. Io l'ho cooperato subito, due mucche per avere il latte, perché ci sono bambini da 2, delle volte anche 1 mese, e ne abbiamo bisogno del latte perché sono bimbi abbandonati. Quindi ho cooperato 2 mucche, è grande. Per fortuna questo pomeriggio verranno qui, ma vi faccio avere anche le foto di queste 2 mucche. Grazie mille. Il Signore vi aiuta, vi dà la grazia per poter andare avanti con questa fede caritativa. Grazie. Siamo qui dove abitiamo noi, che si chiama Zarovnena, un centro psichiatrico dove ci sono 31 malati e la maggiore parte femmine, e sono malati senza famiglia. E proprio loro vanno dappertutto ma senza famiglia, introvabili le loro famiglie. Allora abbiamo deciso di accogliere soltanto questi malati vagabondi che va dappertutto. E fino adesso, come ho detto prima, ci sono 31 malati, di cui 21 femmine. È molto difficile perché la casa è stretta, dovrebbe 16, invece adesso fino a 31 di numero. Quindi cerchiamo, non lo so come si fa, cerchiamo di allargare un po' e poi anche per separare gli uomini e le donne. Ma in più, una cosa che inaspettata, arrivano anche dei bambini meno di 2 anni abbandonati per strada o da qualche parte, e ho dovuto anche di accogliere perché nessuno vuole prendere. Ho accolto già 5 bambini, il più piccolo 3 mesi, il più grande 2 anni, e lo tengo anche qui. Quindi non è una cosa normale, non è normale perché un centro psichiatrico deve custodire anche questi bambini, deve separare perché non va mica bene, però non abbiamo i mezzi per fare questa costruzione, nuova casa per i bambini. Pazienza, forse più tardi qualcuno saranno disponibili di aiutarci per fare questa casa per i bambini. E mi dispiace molto dire questo perché il governo fino adesso non ci interessa, però anche loro sono uomini, hanno bisogno di custodire, essere custoditi, quindi io faccio quello che riesco, faccio quel che posso. Per fortuna, il vescovo mi ha lasciato fare liberamente questo lavoro, anche se
ancora c'è qualche cosa da lavorare, da occuparsi nel distretto, però il vescovo mi ha dato il permesso di fare questo. Questo è una cosa bellissima, ottimissima. Ecco, ecco quella che io posso dire. E ormai quasi 7 anni che sono qui, ho cominciato questo lavoro. 7 anni.